Il Master in Cultura del Cibo e del Vino quest'anno è giunto alla sua 15ª edizione, quindi abbiamo uno storico che ci consente di tracciare con chiarezza le prospettive che offriamo ai giovani che vi si iscrivono. Il Master mira a formare dei profili che andranno a lavorare nel mondo del cibo e del vino, prevalentemente con alcune declinazioni specifiche. Nel marketing e nella comunicazione delle aziende produttrici, nell'ospitalità. Noi sappiamo oggi che molte aziende, soprattutto del mondo vino, ma anche del mondo cibo, ospitano i consumatori all'interno delle proprie strutture e all'interno delle proprie aree e territori per raccontare competenze, tradizioni e culture. Da ultimo export e marketing internazionale. Quindi abbiamo l'ambizione di formare quei profili che consentono alle nostre aziende di parlare con consumatori domestici e internazionali che rappresentano oggi il volano più importante per la tenuta del sistema. Come lo facciamo? Lo facciamo come si conviene ad un buon master, quindi raccogliendo docenti di Ca' Foscari, professionisti esterni, docenti anche di altre università, che raccontano ai nostri studenti il cibo e il vino visto da 3 prospettive principali. Una economico-aziendale, che io rappresento insieme alla collega co-direttrice del Master Christine Mauracher, una di taglio più tecnico, che consente ai nostri giovani di entrare nelle specificità dei processi produttivi, dei prodotti che fanno grande il Made in Italy agroalimentare, e da ultimo una terza anima di taglio culturale e storico, perché sappiamo che quando l'Italia vende all'estero i propri prodotti vende la qualità, vende i processi produttivi, ma vende tradizione e saperi che si sono sedimentati nel tempo. Quindi da una parte formiamo questi giovani attraverso queste attività d'aula, dall'altra il Master si caratterizza per una profonda interazione con le aziende. Le aziende sono partner del Master, quindi continuamente vengono in aula a spiegare, a raccontare i propri casi, ingaggiano anche i nostri studenti in progetti veri e propri. Durante il percorso di Master i nostri studenti lavorano in gruppo per fornire delle soluzioni di volta in volta ad aziende che li interpellano per innovare la propria comunicazione, innovare il proprio posizionamento sul mercato, ripensare il proprio rapporto con la distribuzione. Da ultimo, il Master è un Master itinerante che parla molto con il territorio, quindi direi che buona metà delle ore d'aula sono spese nella visita ad aziende e territori del nord-est, ma non solo, che consentono ai nostri giovani di vedere in prima persona aziende e processi produttivi, parlare con i professionisti del settore e quindi preparare la propria strada verso l'occupazione. Sotto questo punto di vista il Master ha potenziato nel tempo la sua offerta in ambito di ospitalità. Noi siamo un Master in cultura del cibo e del vino, in management delle aziende del food, quindi non ci occupiamo di turismo a tutto tondo, però abbiamo intercettato quell'intersezione che sta tra il produrre prodotti di qualità e soprattutto riuscire a raccontare tutto ciò che sta dietro a questi prodotti. Le colline dell'UNESCO o qualsiasi altro territorio rappresenti un'eccellenza italiana oggi sono una determinante fondamentale del valore che il consumatore riconosce a una singola bottiglia di vino, a un formaggio o a un prodotto di altro tipo. Noi da questo punto di vista formiamo i nostri giovani specificamente sulle tecniche dell'ospitalità, sulle modalità con cui le aziende possono mescolare e tenere insieme una proposta di valore che consiste nel esibire i propri prodotti, ma soprattutto raccontare i territori, costruire esperienze di visite in azienda e da ultimo forniamo ai nostri studenti strumenti e conoscenze che consentono loro di giocare la partita degli organizzatori, dei registi di collaborazioni tra imprese, istituzioni pubbliche e operatori del turismo al fine di sviluppare progetti che valorizzino territori. Chiaramente il riconoscimento delle colline, il riconoscimento UNESCO alle colline del Prosecco è un riconoscimento importantissimo sul quale il Master ha intenzione di giocare la propria partita e soprattutto fornire profili di giovani capaci di supportare imprese e operatori del territorio nel portare a valore il più possibile il potenziale del territorio. L'impressione che abbiamo è che sì, siano pronti, ciascuno a livello diverso, vi sono alcune aziende che hanno investito in questo senso da molto tempo, altre che lo stanno facendo da poco. Tuttavia è generale la loro consapevolezza di dover imboccare queste strade,
e dotarsi di strumenti anche innovativi e competenze nuove. Quindi da questo punto di vista noi riscontriamo per esempio una forte attenzione da parte delle aziende verso nuovi modi di comunicare se stesse e il territorio anche attraverso strumenti del digitale, comunicazione digitale, oggi molto importante per far assaggiare prima ancora di arrivare sul territorio a un turista o a un curioso ciò che troverà in termini di prodotti e in termini di esperienze. Abbiamo riscontrato da parte delle imprese una forte attenzione verso la progettazione di esperienze sia in azienda che sul territorio innovative, quindi la costruzione di itinerari enogastronomici, la costruzione di iniziative innovative in termini di ospitalità è qualcosa su cui veniamo sollecitati sia come formatori che come ricercatori. Come professori di Ca' Foscari collaboriamo con numerose realtà sia nel Trevigiano ma in tutta la regione direi, che ci interpellano per sviluppare progetti innovativi che mettano insieme ospitalità e cultura del cibo e del vino. Da ultimo direi che la prontezza delle aziende è testimoniata dalla loro continua ricerca di profili giovani da inserire in impresa. Il nostro master prevede 400 ore d'aula e ulteriori 350 ore di stage, proprio per far sì che i nostri giovani mettano in pratica quanto hanno appreso in aula e soprattutto possano rendersi utili ai progetti più innovativi delle imprese. Sul versante dell'ospitalità, sul versante della costruzione di esperienze che ruotino intorno al cibo e valorizzino il territorio, la tradizione che ci stanno intorno, registriamo un notevole interesse, cioè ogni anno mandiamo numerosi dei nostri studenti in stage presso aziende che lavorano su questi temi, quindi direi che assolutamente i segnali sono di prontezza e soprattutto di disponibilità a investire e crescere sotto questo aspetto.